Adesso ci troviamo in una fase di grande caos comunicativo, soprattutto negli ultimi 20-10 anni. Nell'ambito dell'impresa e dell'innovazione, che è quello poi di cui mi occupo io, c'è stata una grande rincorsa a informare senza avere le basi per informare, nel senso che si è creato un grande hype comunicativo, un'esagerazione anche di informazioni su alcuni settori tecnologici che poi rischia di creare una grossa disillusione. Quindi quello che ho tentato di fare nel mio libro Comunicare innovazione impresa è dare agli imprenditori gli strumenti per comunicare in modo corretto, partendo dall'analisi dei fatti, quindi individuare gli elementi di notiziabilità attraverso il metodo giornalistico, e dall'altra parte invitare i colleghi giornalisti a affrontare il tema dell'innovazione e dell'impresa in modo più proattivo, meno passivo. Cosa succede? Che gli uffici stampa bravi e gli investimenti in marketing ovviamente hanno un grosso effetto sul mondo dell'informazione, che in questo modo funziona solo da megafono. Ecco, alcuni casi internazionali, da Theranos a in Italia Beyond, ci insegnano che il giornalismo deve fare un'azione di fact-checking sui temi riguardanti l'economia e l'innovazione più profonda, e quindi aiutare a creare un ecosistema più pulito. La comunicazione rischia di essere spersonalizzata nel momento in cui le agenzie di comunicazione che lavorano per le imprese sono distanti da esse. Secondo me il primo punto per ogni giornalista, per ogni comunicatore che voglia lavorare con una deontologia chiara e corretta, è quella di comprendere a fondo come lavora l'impresa, avere una vicinanza ad essa e fare quello che deve fare ogni operatore dell'informazione, ovvero verificare la veridicità dei fatti e costruire una narrazione che sia coerente e aderente al reale. Tu sei giornalista, per diventare un buon comunicatore di impresa, esiste un percorso formativo preciso? Saper ascoltare, riprendere le basi del mestiere giornalistico, che è fatto di 4 step, che sono individuare le notizie attraverso i criteri di notiziabilità, verificarle con tutti gli strumenti di verifica che si apprendono con questo mestiere, gerarchizzarli per costruire delle narrazioni coerenti e giustificate a seconda dei diversi canali, e poi avere la tecnicalità per raccontarle attraverso tutti i mezzi che ci sono ovviamente nella modernità, quindi dalla parola scritta al video ai social network.